è stato ucciso con un colpo alla nuca con un proiettile calibro 7,65 sparato da breve distanza. Tutto farebbe quindi pensare a un'esecuzione. Sono le prime conclusioni della perizia necroscopica eseguita dal medico legale sul cadavere di Antonio Morgana, 17enne di Palma di Montechiaro, ucciso il 23 ottobre scorso in Contrada Ciotta. Mentre gli amici del giovane spaventati si davano alla fuga, il killer si sarebbe avvicinato al ragazzo sanguinante a terra e lo avrebbe finito. Il primo colpo aveva raggiunto Morgana al petto. Dunque un delitto consumato in maniera diversa da come in un primo momento si pensava, ovvero che l'ignoto killer, nascosto in un grosso cespuglio, ha sparato da lontano e nel mucchio. Per gli inquirenti, alla luce dell'esame autoptico, il killer o i killer avevano obiettivi ben precisi. C'è il sospetto che qualcuno dei ragazzi che si trovava con Morgana in quel momento nasconda qualcosa. Antonio Morgana sarebbe stato portato all'appuntamento con la morte. Le indagini proseguono. E da Palma di Montechiaro alla vicina Licata. Hanno fatto scena muta Angelo Carità, l'imprenditore agricolo 58enne di Licata, e il suo dipendente Angelo Bianchi, 37enne, anch'egli di Licata, accusati del sequestro di persona, dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere del loro compaesano Giovanni Brunetto, bracciante agricolo di 56 anni, il cui corpo smembrato e sotterrato è stato recuperato in un terreno di Contrada Casalotti, in territorio di Canicattì. Carità e Bianchi, comparsi davanti al GIP del Tribunale di Agrigento, Ottavio Mosti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nei confronti dei due presunti responsabili dell'orribile fine di Brunetto è stata applicata la custodia cautelare in carcere, così come chiedevano il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il sostituto procuratore, titolare del fascicolo d'inchiesta, Salvatore Vella. Carità e Bianchi sono difesi rispettivamente il primo dagli avvocati Antonino Gazziano, Vincenza Gazziano e Antonio Provenzani, il più giovane dall'avvocato Daniele Camilleri.